più senza filtri di così, insomma. Tutti i payoff oggi, Vedi? abbiamo un sacco di payoff bellissimi. Ciao ragazzi e benvenuti in Pure Stories. Oggi abbiamo un artista che ha scelto di collegarsi a un'immagine molto forte della cultura napoletana, il Munacello. Abbiamo con noi Munacè, facciamolo entrare. Benvenuto. Eccoci qua. Benvenuto di Grazie. noi, in realtà già è arrivato, abbiamo salutato, però... Sì, sono già stato qui per il live, quindi per me è la seconda volta che vengo da Pure. Mo ci fai l'abitudine, ci vieni a trovare... Sì, ormai sono diventati casa. Allora, faremo un viaggio introspettivo nella tua arte e anche un po' nella persona che sei. Sei pronto? Assolutamente. Potrei essere un po' irriverente a volte no. Vediamo un po'. Va bene. Tu sentiti libero, fai scorrere tutti i tuoi pensieri, è un flusso, è come se ci stessimo chiamando caffè senza il caffè, perché potremmo essere degli sbrodoloni. Allora, subito, perché Munacè? E questa è una bella domanda. Grazie. Perché collega un po' tante cose. Collega il mio essere innanzitutto fisicamente piccolino e fisicamente fuggitivo, anche nel mio modo di fare musica, perché quando faccio musica ho bisogno di allontanarmi da tutto quello che vivo quotidianamente per isolarmi e entrare in un'altra dimensione. Poi c'è anche un'altra ragione, in realtà ci sono anche degli episodi in cui alcuni amici in conservatorio mi chiamavano vai sullo Fuyen, mi pare proprio un Munacello, insomma, c'era proprio una mia amica che disse questa cosa. Man mano è diventato sempre più intenso questo rapporto che ho praticamente con la parte positiva però del personaggio, non con la parte negativa. Devo dire che non mi piace quando il Munacello viene rappresentato troppo in forma negativa, che molto spesso vediamo nelle serie TV, vediamo nei film, e invece a me piace incarnare questa sorta di figura di invisibilità per poter raccontare le cose da un punto di vista esterno che molto spesso ci rende più consapevoli di quello che C'è anche il viviamo. fascino dell'esoterismo dietro questa figura a cui hai scelto di collegarti. Come no? Quindi Come no? C'è un po' di mistero, non oscuro, ma mistero. Vabbè, ancora oggi, insomma, ci sono tante persone che vivono nella sanità la o storia. Munacè, non si può... Capito? Sì, non si può nominare Perché fa paura, però in realtà penso che vero. sia una figura della cultura napoletana estremamente forte, estremamente affascinante, anche simpatica, irriverente, sì, capito? Esattamente. Un po' dispettoso, però. Dispettoso, sì. È una parte benefica dello spiritello... Lo spiritello sì, marameo. lo spiritello benefico, dai, sì. Tu dicevi off camera che sparire per tornare migliore. Questo appunto movimento tra invisibilità e presenza è un modo di vivere nella tua musica, ma in che modo? Cioè, come vivi questa invisibilità e poi come la trasformi in presenza? Allora, l'invisibilità è ovviamente un concetto. Il mio sparire significa non farmi influenzare dalla quotidianità per un po', perché è come se io avessi bisogno di entrare in una dimensione di isolamento con la mia persona, con il mio modo di fare musica. Devo fare comunque pace con tutta una serie di cose e diciamo che Munacello sembrava il modo più semplice pure, no? E più popolare, perché comunque scrivo in napoletano, mi piace studiare in napoletano, insomma, proprio perché mi rende più profondo e cerco di migliorarmi come persona quando lo faccio. Cioè, un modo... Almeno ci provo, poi non lo so. Ci proviamo, diremo. Quindi sostanzialmente tu vivi la musica come un momento tutto tuo e rompi gli stimoli esterni per cercare di ascoltare i tuoi. Insomma. In primis sì. E Poi entrano tutte le storie ovviamente che vivo e tutte le cose che mi capita di vedere. Questo sicuramente, però in primis è un rapporto con tuo con personale, me stesso. Sì. è una cosa tua. Sì. Bellissimo, molto intimo. Allora, tu ti avvicini già al pianoforte che eri 3 anni Sì. e mezzo, piccolissimo. Che rapporto, come è iniziato questa storia d'amore con la musica?
È iniziata per gioco, è sempre il classico gioco, un bambino che insomma il nonno gli regala una tastiera perché si è scocciato di vedermi praticamente battere sui Maniare cartoni su- perché mia mamma quando andava a fare la spesa, praticamente io stavo sempre vicino ai cartoni e battevo le mani suonando la batteria. Allora un giorno sono scocciato e ho detto no, sto creatura da avere un giocattolo perché un cartone è troppo... un fatto musicale. Il cartone è troppo semplice, diciamo, no? Quindi mi hanno regalato questa tastiera, questa Farfisa, proprio vecchissima, e da lì ho iniziato a replicare un po' le melodie delle canzoni che si ascoltavano a casa mia, che erano per lo più classici napoletani. Cioè a casa mia è pane e classici napoletani, canzoni napoletane per lo Bellissimo. più. Insomma... Con quali autori sei cresciuto di più? Sì, tutti i più grandi, i giganti della canzone napoletana, a partire da Pino Daniele, insomma, Renato Carosone, che poi è stato colui Bello. che mi ha illuminato dal punto di vista pianistico, sì. È stato un E insegnante. non per solo, te, poi ce ne Daniele? sono tantissimi. Vabbè, figurati, Quindi, è un po' per farmi i insomma, fatti sì. tuoi, cioè nel senso... Però i primi sono stati proprio loro. Infatti la prima canzone che ho imparato a cantare, una delle prime, Riso Pazzo. Cioè era proprio Vabbè, per forza di un cose. cavallo di battaglia a casa mia. Vabbè, ma Pino si fa cantare all'infinito, sì, cioè... sì. Allora, Soprattutto nella parte finale, mi divertivo molto, immaginami a 4 anni. tu Però da piccolo c'era la censura a casa mia, perché posso dire non ci scassato, dicevo non ci scassate e tazza. Mia mamma ebbe questa diciamo delicatezza di cambiare, adoro, il che testo. poi è stata annullata poi- nel corso degli anni. No, ma immagino. poi era geloata e tazza mezza, diciamo. Con il tempo mette cose a essere belle, libere e sciolte, senza... Concrete. Allora, le tue canzoni sono quasi confessioni. Mi racconti il tuo processo emotivo mentre scrivi un brano? Lo volessi sapere pure. Ma questa è una bella domanda. Il processo, allora, è molto semplice e certe cose, ti dico la verità, non me le voglio nemmeno spiegare, nel senso che parto sicuramente da una melodia, da un concetto, da qualcosa che mi viene in mente e lo faccio lasciandomi poi trasportare da quello che è l'improvvisazione al pianoforte, quindi sono uno che suona e che studia, diciamo, musica, che faccio sempre, cioè sto sempre comunque con lo strumento insomma, davanti a me, quindi sì, a portata di mano. Quindi la musica arriva prima che tu l'abbia pensata, Sì, insomma. sì, Okay. a volte sì, capita anche questo. E poi da lì, diciamo, la canzone è anche un processo che va ricercato, perché è inutile girarci intorno. Le canzoni che arrivano in 10 minuti possono essere una, due, ma comunque ci sono canzoni che invece vanno ricercate, come nel caso del mio disco, in cui molte canzoni io ho dovuto proprio andarle a costruire, perché avevo bisogno di dire la parola giusta, il concetto giusto, erano cose Una prosa diversa, hai fatto una parafrasi studiata, insomma, dei tuoi brani. Vabbè, ma ci arriviamo, tanto sì, ho infinite domande da farti, dico la verità. Dai, teniamo tutto tempo. Allora, è vero, nel chill. Allora, tu hai portato il live a fianco a te, Sì, come brano. anche, sì. Anche, sì, tra i vari brani, insomma. E c'è un ritornello meraviglioso. Ce ne racconti Grazie. un po'? Grazie. Sì, no, io zero complimenti, però quando qualcosa è bello lo dico. Grazie. Cioè, parlami, raccontami un po'. Allora, a fianco a te è la mia primissima canzone. L'ho scritta che avevo 18 anni, 17 anni. Fischieroso. Sì, è proprio veramente ero piccolissimo. È una canzone che parla prettamente della nostra terra, che nonostante, diciamo, possa subire qualsiasi cosa, come una mamma resta sempre a fianco a te. Quindi a me piaceva questa immagine della mamma che sta sempre a fianco a un figlio, no? Nonostante può fare tutti i guai che vuoi, perché poi Però alla fine sta sempre là. sta sempre là. La mamma sta sempre là, che stai sicuro. Mamma mia, mi sto squagliando, dolcissimissimo. E tu ad oggi, riascoltando quel brano, che comunque hai scritto quando eri molto più giovane, non so quanti anni tu abbia adesso, in realtà sembri molto giovane anche adesso, però... 31. 31? Vabbè. 31 per me. Guarda, non dirò beata a te perché poi sembra una maledizione, invece ottima skincare. Tu cioè, pensi ancora a queste cose della tua terra? Cioè sei ancora così legato? Guarda, c'è invece un altro brano in cui nel disco
però ci voglio arrivare dopo. Vabbè, però mi hai dato un, diciamo, come si suol dire, il là, per dire questo. In cui dico anche delle cose che in realtà della mia terra non mi stanno bene, però mi piace molto tenere quella purezza che avevo all'inizio perché mi fa stare bene. Sono uno che cerca sempre di portare e di guardare il bello nelle cose, il buono nelle cose. Soffesse, lo so, soffessi coro. Buono e fesso. Sì, però alla fine se ci tolgo quello non ha più senso. In questo brano parli con rabbia ma parli anche con amore. Insomma. Sì, assolutamente sì. Che dico, volesse chiagnere ma mi trattengo. Capure e lacrime se porto vento e fai di tutto ma non gagni niente. È tutto inutile si te lamenti. Quindi praticamente noi ci teniamo dentro anche tante cose che non riusciamo molto spesso a dire no, a tirare fuori. Quindi volessi chiagnere ma mi trattengo. Siamo costretti a portarci delle croci che io dico alla fine portammo proprio croci renne, perché poi alla fine siamo un popolo gioioso, che certo. ci succede qualsiasi cosa e siamo... Oggettivamente penso che i napoletani, vabbè, io sono di parte proprio, cioè quindi il Napoli per me è la cosa più bella che c'è, i napoletani anche, penso che abbiamo una personalità di default, appena nasciamo con sì un po' di cazzimma, ma poi siamo proprio coro, siamo proprio una risata che cosce, cioè a me piace il casino che riusciamo a fare, come riusciamo a percepire la realtà, come riusciamo a manipolarla, insomma secondo me portare la croce col sorriso è proprio un'immagine forte del napoletano. Che insomma è forte, cioè io vabbè va campazzì, vabbè lasciamo stare. Facci a te l'intervista innamorata. Sì, no. Allora poi parliamo invece di Stupida avventura e qui entriamo un po' in un argomento diciamo contrastato e contrastante, ecco, che è la questione del neomelodico. Tu come lo vivi? Benissimo. Allora, in realtà per me esiste la musica napoletana, esiste la canzone napoletana. Io quando mi siedo al pianoforte non so cosa sia questa neomelodia, perché poi ci sono pezzi che fanno la stessa cosa a 20 anni, quindi questa neomelodia, diciamo... Tanto neo. tutto questo nuovo, diciamo che non lo percepisco. Mi piacciono le belle canzoni, mi piace la bella musica e chi la canta e chi la scrive non mi interessa. Se una cosa mi arriva in tutti i modi possibili e immaginabili, insomma, senza distinzione di genere. E credo che ci siano i cantanti napoletani e non gli artisti. Poi, insomma, che si voglia per forza etichettare e mettere diciamo, questo puntino su lei è per una questione di catalogazione. Hai capito? Ti sei imparata diciamo, capite, questo è l'importante. No, più che altro sarebbe bello comunque sdoganare questa etichetta che si dà al neomelodico in quanto neomelodico. Cioè, sono cresciuto pure a pane Nino D'Angelo a casa mia. Per me, insomma, Stupida avventura, allora spiego questa cosa. Stupida avventura è una delle canzoni che insieme a tante altre, io in un periodo in cui stavo ancora scrivendo il disco, sui social ho iniziato questo format che praticamente ho chiamato Non minuti di sentimenti. Perché? Perché prendevo questi ritornelli di canzoni con cui sono cresciuto, poi non tanto perché alla fine sono sempre... sono cresciuto, diciamo... Noi piccoli siamo contenitori di cose belle, tutte condensate. Sì. E praticamente io ci scrivevo una mia riflessione sopra, una mia parte sopra, e l'ho fatto con Carmela, l'ho fatto con Classico Napoletano, l'ho fatto con Stupida Avventura, l'ho fatto con Passione Eterna, l'ho fatto con Passione, l'ho fatto con tantissimi altri brani che però ovviamente non ho pubblicato in maniera, diciamo, non ho potuto pubblicare perché comunque ci sono dei diritti diciamo da rispettare, non posso pubblicare a caso. Quindi sui social era un format che andava bene, ma poi su Spotify gli autori mi avrebbero praticamente fucilato. Cioè, io lo faccio con tutto il rispetto che ho per gli artisti, però mi rendo conto, mi metto nei panni di un artista che ha scritto quel pezzo. In realtà, da Stupida Avventura ti devo dire che Nino D'Angelo mi segue su Instagram. Quindi questa è una cosa simpaticissima perché ogni tanto esce il like. Beh, è bellissimo. Piace Nino D'Angelo, divertentissimo. E poi mi immagino mio padre, perché Nino D'Angelo io lo assimilo praticamente a mio padre.
cioè, nello stesso stessa modo, persona. sai, come se usassi il cellulare mio padre. Certo. Quindi, capito? Magari uno che ti mette tutte le cose o follow senza sapere nemmeno E invece- se sta su Instagram o sta su Facebook. Ci No, sta. però non voglio offendere, nel senso che Nino ma può lei darsi, nel- le utilizza benissimo. Cioè, io parlo di mio padre, in questo caso. Nino non è il padre di No, Mona Shea. non sono figlia a Nino. Però sappiamo adesso che il papà di No, Mona è Shea una mia, boomer. è un mio pensiero, è un mio pensiero, capito? È un mio Un'associazione. pensiero, sì, un'associazione. No, però comunque molto bello perché anche dalla prospettiva magari di chi fa la musica bella napoletana smette di essere additato in quella categoria che poi ad oggi per alcuni napoletani è motivo di scherzo, motivo di scherno, capito? Cioè a me piace molto. Sì, a me questo aspetto, diciamo, non mi fa tanto È impazzire. bello che lo combatti, capito? Sì, Cioè sì, apprezzo sì, tantissimo. sì. E infatti poi Mi piace fare sempre le cose, cioè, valorizzare la canzone napoletana, perché la canzone napoletana è figlia della musica classica. Noi siamo praticamente nel Novecento uno dei generi più belli che si è evoluto in tutto il mondo, quindi non possiamo ridurre questa cosa diciamo a questa piccolezza, perché abbiamo autori che hanno reso veramente la canzone napoletana, e non solo, interpreti, insomma. quanto è dotto Non comunque possiamo, questo Mona Shea. non possiamo fare tutta erba un fascio. Bravissimo. E infatti poi alla fine comunque anche di Salda Vinci a Sanremo cosa ne pensi? Che ha vinto? A me fa piacere sempre, a prescindere da tutto, mi fa piacere tutte le polemiche che ho sentito, mi fa piacere tantissimo perché chi porta un premio a casa nostra, praticamente tutti È il quanti premio di ne hanno un tutti. beneficio. Poi dobbiamo essere contenti perché comunque è una canzone che mo, al di là del fatto che possa essere semplice, che possa essere cioè melodicamente è bellissima. Io, insomma, i primi giorni si inchioda nella No, testa, non i possiamo primi farci giorni, niente. quali primi giorni? La Forse la tengo- teniamo ancora in realtà, Sì, non sì. è i primi giorni. Sarebbe Mi piace sempre tanto, mi piace il fatto che sia. Poi Sal Da Vinci lo conosciamo, cioè, lo conosciamo Certo, tutti certo. da una vita, quindi sappiamo benissimo che artista è e credo che non debba dimostrare. Sono contentissima niente a che un nessuno. artista come Salda Vinci abbia vinto Sanremo perché nella Sì. completezza proprio dell'artista napoletano. Ma ti dico una cosa, può darsi pure che all'Eurovision non avremo Non qualche avremo, grande cioè possiamo soddisfazione. combatterlo. Secondo me sì. Previsioni Secondo esoteriche me da Mona Shea, vediamo un po' quanto sei visionario. Pigliamo sta bulletta. Si può fare la bolletta dell'Eurovision? Questa... Sì, sicuramente, sì, si fa che li Sanremo. Allora sicuramente vado. si fa quella di. Adesso arriviamo finalmente al tuo album Vai. e adesso veramente qua devi sedere e mi devi raccontare tutto. Che fine mo? Fighiera Luna si chiama. Perché dici tu all'erto assettato sei uguale. Cioè, ma stai sfuttendo. Ma mi hai visto? Sono alto 1,90 m al sole. Allora, parliamo di Fighiera Luna, giusto? Vai. Si pronuncia così, lo Sì. diremo? Sì. E lo hai definito un album di rinascita. Sì. Come mai? Beh, mo KS, ma praticamente tiene una giornata di tempo per poterti. Sto in capo a te. Allora, praticamente ci sono tante cose che sono successe nei miei ultimi anni e diciamo che Figlia della Luna è un po' una rinascita perché ha direzionato la mia visione verso quello che volevo veramente raccontare, che volevo essere. Insomma, Ok, quindi è stato adesso un bel po' è ci sono frutto un bel po' di cose dietro. Mo andiamo a sì, sviscerarle. assolutamente. Se sì. pensi di scappottartela così, mi dispiace, hai sbagliato. Questo è stato un cappelletto, un diciamo, cappelletto. Allora, introduttivo. e perché proprio La Luna? Spiegami proprio il titolo dell'album. Allora, Figlia della Luna è, diciamo, collega un po' tutto, come ti dicevo poc'anzi. Poc'anzi, mamma mia. E praticamente Mona Shea è Figlia della Luna, perché è un personaggio notturno. Le canzoni sono Figlie della Luna perché sono nate tutte di notte e non è una cosa che dico in maniera retorica, perché poi se ti ritroverai ad ascoltare l'album e poi mi farai sapere che cosa ne pensi, in pratica io non riuscivo a mettere penna sul foglio di giorno. Sta di fatto che comunque a casa mia non c'è una tranquillità di giorno che mi permettesse, nonostante io stessi in studio, di fare, diciamo, di scrivere. Però al di là di questo, per me se non c'era la notte fuori, io non riuscivo a mettere
penna sul foglio. E questa cosa, diciamo, man mano che io scrivevo le canzoni, all'inizio la prendevo proprio come una sorta, sai, di ricerca della tranquillità, quindi a sta cosa scrivo stasera perché magari sto meglio. Poi mi sono reso conto che in realtà avevo esigenza di scrivere le cose di notte, perché avevo questa esigenza di stare proprio in connessione. In quel momento intimo, ed è tutto molto Però corretto. la luna è molto connessa, perché ci sono tante storie che collegano a questo. Considera che d'estate, la maggior parte delle volte in cui ho avuto momenti di sconforto, di serio sconforto, io guardavo questa luna che soprattutto in quest'estate ha visto per tanti momenti diversi vari episodi particolarissimi. Ti faccio un esempio: la luna delle fragole, per esempio, l'hai sentita quest'estate? Non so se te la ricordi. C'era questa luna enorme che cambiava colore, era bellissima, che c'era un arancione particolare, ed è connessa alla storia di un mio carissimo amico che è venuto a mancare lo scorso febbraio dell'anno scorso. Lo scorso febbraio dell'anno scorso. Vabbè. Molto scorso. E praticamente è una cosa che mi collega, che mi ha collegato a lui, mi collega, insomma, ci sono tantissime cose che... C'è un fortissimo simbolismo quindi dietro questa luna, per tanti motivi. Sì, per tanti motivi. Io la trovo molto affascinante, per me è molto, molto forte come simbolo, cioè come elemento nella natura. La luna a me piace tanto, è molto delicata ma anche molto intensa, non lo so, come il caffè. Però bello quello della... facciamo un secondo album. Figli la luna come il caffè. O come un caffè, il secondo lo chiamiamo. Allora, noi partiamo dal primo brano, il Vivo. Vai. Sì. Che racconta un momento difficile della tua vita. Se te la senti, raccontaci un po'. Più che un momento difficile, Vivo è proprio la canzone che mi riporta verso la... Cioè, quando io sono riuscito a scrivere questa canzone, pensa che il ritornello di questa canzone dice: stella che mi guarda, ricordo a me stesso che tengo stella che mi guardano, guidano, mettono pa via, spogliano, conoscono, sanno chi sono chi. Cioè è il momento in cui io veramente riesco a guardare gli occhi al cielo, e la luna come simbolo, diciamo, più importante, ma in realtà è questo modo di vedere le cose, cioè di guardare l'immenso per aprire lo sguardo a tante nuove possibilità che la vita ti può dare. Sì, è un momento di rinascita, sì. È ciò che mi ha fatto sentire vivo, e guardare, diciamo, alzare gli occhi al cielo ed avere questa possibilità di avere una vita davanti. Quindi più un racconto di speranza. Sì. Bello, perché assolutamente sì. È carino, cioè, come concetto, il fatto che si parli di qualcosa di positivo, perché ad oggi comunque è molto reiterato il dolore, la sofferenza, ma quanto si parla poco della gioia, del momento in cui poi finalmente noi teniamo sempre, noi siamo molto melanconici, sì. Abbiamo sempre quel filo di nostalgia, sì. di comunque... È come sentivo un'intervista di Enzo Avitabile che diceva proprio questo, e l'ha spiegato in maniera magistrale. Chi meglio di lui? Cioè, insomma, voglio la referenza farlo. Assolutamente. No, lui è un poeta. Noi siamo figli di un re minore, come diceva pure Nino. Allora, poi andiamo verso Resistenza. Sì. Nata da una storia legata a un partigiano e al documentario sui quartieri di Napoli. Sì. Che cosa significa per te la parola resistenza? Qual è il concetto dietro? Allora, devi sapere che questa canzone nasce da un... Io avevo il ritornello di questa canzone che dice Santam paravisa netanim, noi c'hai zamm sul, si carim. Ok? Parte da questo concetto di resistenza che noi abbiamo in maniera un po' intrinseca, no? All'interno. E faccio ascoltare questo ritornello ad una persona che è Salvatore di Miniera, un'associazione dei quartieri spagnoli. Da lì c'è un prequel. Salvatore dice: guarda, io volessi organizzare questo documentario perché mi sto documentando su questa targa che sta a Piazza Monte Calvario, che praticamente ci sono questi 4 partigiani, di cui uno praticamente noi riusciamo a trovarlo perché è il figlio
è colui che stava nella pancia della mamma quando il papà, che divenne partigiano, venne fucilato dai tedeschi. Ok, quindi noi siamo riusciti a ritrovare la storia e proprio ad intervistare lui, che è figlio proprio del partigiano. Da qui, da questa storia di Eugenio De Blasio, abbiamo costruito questo documentario, e la canzone abbiamo praticamente scelto di scriverla con i ragazzi dei quartieri spagnoli che abbiamo radunato all'interno dell'associazione, proprio per raccontare questa resistenza. Però come fai a spiegare ai guaglioni, i 13-14 anni, che cos'è la resistenza legata alla guerra, Allora, noi abbiamo comunque utilizzato diciamo le nostre storie come simbolo di resistenza, che si legassero comunque al partigiano. Però all'interno delle strofe comunque io parlo proprio di questo partigiano, parlo proprio di questa targa. Insomma, poi ascolterai il pezzo e ti renderai conto. Però ai ragazzi, che cosa significa per me resistenza? Per me significa tanto, diciamo storicamente, personalmente significa tanto, però comunque per i ragazzi praticamente questo concetto è iniziato collegandolo a loro stessi, perché sapevano che cosa fosse la resistenza, le 4 giornate di Napoli e tutto il resto appresso. Però comunque i guaglioni, per sentirsi presi da questa cosa, comunque si pensa alla seconda guerra mondiale, comunque è qualcosa che è lontano da loro. Invece, grazie a questa cosa, anche perché Salvatore è colui che ha fatto il murales di Maradona. Quindi praticamente la storia è tutto, ha avuto c'è stata una bellissima energia. Un bellissimo lavoro dietro, anche molto personale. Sì, che è nata poi questa canzone che io considero un bel lavoro, una bella soddisfazione. Secondo me è bellissimo anche come concetto, perché, sempre parlando di Napoli, alla fine è un luogo molto molto fertile, ma molto molto tossico per certi aspetti, quindi è bello che si insegni ai ragazzi così giovani il concetto di resistenza, anche per cercare di non soffrire di questa tossicità che questa città regala. Perché i ragazzi vanno sempre spronati continuamente, soprattutto oggi. C'è bisogno di sensibilizzare di più i giovani che appartengono a questa città, per potenziare anche la città, per renderla bella, e i napoletani consapevoli. Assolutamente sì. Quindi è un bellissimo gesto, secondo me, che hai fatto alla comunità di Napoli comunque. Allora adesso andiamo a Un Goppo e Nuvole, che abbiamo già citato prima, e cosa rappresenta per te in toto come brano? Allora, è una denuncia un po' a tutto quello che penso della città, del modo di vivere nostro. Diciamo, ci sono tanti concetti che bisogna poi andare secondo me, ascoltandoli è molto più facile capirli. Considera che per rafforzare il concetto all'interno della canzone c'è anche un pezzo della poesia di Edoardo, che è Cose Niente praticamente. Iniziamo questa storia collegandola ai Cose Niente, perché proprio raccontava le stesse cose sia ai giorni d'oggi che riportandola all'epoca di Edoardo. Quindi stiamo parlando già di 50 anni fa, 60 anni fa. Quindi come le cose si ripetono, come le storie si ripetono, è tutto un cerchio che poi si collega. E Un Goppo e Nuvole è sempre per lo stesso motivo, il fatto che le cose bisogna guardarle un po' da fuori e fare anche un pochino di mea culpa quando buttiamo la carta a terra, quando insomma vediamo fare qualcosa che non ci piace. Noi abbiamo molto però anche questo senso se qualcuno sta facendo qualcosa che non va, subito di andare e dire oh ma che stai facendo, cioè di tuzzuliarlo. Però vorrei che si facesse anche in tanti altri aspetti, poi per non aprire tanti argomenti, però sai benissimo di cosa parlo, insomma. Per me è chiarissimo, e ribadisco, sempre, la musica e come scegli di rappresentarla sanno essere anche una forma di coscienza, secondo me, mandi molti messaggi concreti. Ci provo. Ed è bello perché... In primis rimando a me stesso, perché è una cosa che... Allora, io ti dico una cosa. Io sono nato a Maddaloni, ok? È una provincia di Caserta. E vengo dalla periferia di Maddaloni, quindi consideri che fatica devo fare per arrivare, ok? Perché ho iniziato a scrivere in napoletano? Perché a me il napoletano mi rendeva libero, no? Mi rendeva libero di esprimermi come volevo, e soprattutto io imparavo a scrivere il napoletano, perché come si parla a Maddaloni non è il napoletano, cioè è maddalonese, che è nata cosa. Quindi ogni città e ogni parte della nostra regione ha influenze diverse del dialetto. Quindi a me questa cosa di imparare le poesie di Edoardo, di Totò, di Ea Mario e tutte le canzoni napoletane, a me
dava questo senso di apertura, e la città poi con tutta la sua diciamo, bellezza, finché io non l'ho iniziato a frequentare, da casa era l'unico modo per avere... L'hai assaggiata diciamo, ancora prima di Sì, l'ho conoscerla? assaggiata quando ero più piccolo, e da lì è nato diciamo, questo mio amore per la città. Quindi di base io non sono un napoletano, quindi io non dico io sono un napoletano, sono campano, sono insomma italiano, figlio del mondo, quindi insomma figlio. Vabbè, però in generale... Però diciamo che il concetto è molto semplice, bisogna essere sempre innamorati delle cose, della terra, delle tradizioni, e quindi è una cosa che tengo molto a cuore. Vabbè, alla fine dei conti, se tu sei innamorato di Napoli o del napoletano, della Campania, la Campania ti ama di rimando. Questo è, penso, uno dei grandi punti. Vabbè, te l'ho detto, Sì, sono fissata su questa roba, cioè è un grande punto di vista. Ora parliamo di Bocca Salata, che affronta il tema me lo immaginavo comunque molto evocativa come immagine, di rancore e amori passati. Sì. Secondo te è davvero possibile liberarsi dal rancore? Questo te lo chiedo proprio personalmente. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Guarda, io penso che i rapporti umani debbano andare al di là, diciamo, poi delle storie, che poi possono finire, possono terminare, le cose finiscono e cambiano. Se ci si abitua al cambiamento diventa un po'... Certo, non è facile abituarsi, e per questo ho anche, diciamo, questo è stato uno dei motivi per cui io ogni tanto a già scrivere comunque, diciamo, queste cose. Però poi ti rendi conto che insomma serve per la vita, è così, cioè tutto quello che viviamo non è un per sempre, purtroppo, quindi dobbiamo farci una ragione. Cioè dobbiamo fare una ragione, in maniera... mollare il rancore. Sì. Però al di là di questo, comunque penso che a me piaceva questo concetto che l'acqua di mare lascia questo sale, questo no? senso di sete. Questo senso di... Sì. Ancora sete. Mi piaceva tanto usare questa immagine. Però, insomma, con tutta la serenità del caso, senza... Vabbè, quindi tu sostieni che è possibile liberarsi dal rancore, poi magari farai poi un dipende che succede, poi dipende, insomma, non è che posso fare... No, sicuramente potrai insegnare di più a chi non possa lasciare la guerra, tipo io, cioè, capito? No, io, guarda, non preferisco fare guerra in generale. Certo, ci sto male, non mi piacciono certe cose. Rancore lo provo io, lo provo tu, nel privato. Okay. Poi ne parliamo, facciamo una seduta a parte, dopo facciamo... Adesso passiamo invece a una cosa bellissima, cioè a un brano bellissimo che Sotto balcone, che tu hai scritto raccogliendo storie di coppie innamorate, cioè racconti di storie innamorate. Ma mi hai detto cosa? Cioè voglio sapere almeno 2 o 3 aneddoti, 2 o 3 racconti di queste Allora, ti racconto questa, per esempio. 2 anni fa, quando non avevo né in mente di pubblicare un album, insomma di scrivere un album, figuriamoci di pubblicarlo, mi capita che faccio? Sono in un momento in cui voglio portare il mio progetto per le strade di Napoli in maniera molto semplice. Prendo la tastiera, mi attrezzo e vado in strada. Che cosa succede? All'inizio niente. Niente di niente. Nulla. Ma non si fermava nessuno, guarda che era una cosa anche strana per me, perché comunque suono da quando avevo veramente 3-4 anni. Quindi non ero proprio abituato al fatto che le persone non si fermassero o che non avessero un minimo di attenzione. E io mi resi conto che lì ero io che non avevo l'energia giusta per affrontare questa cosa, perché andai le prime volte con quel timore di essere giudicato. E non ero libero di lasciarmi andare e di iniziare quella cosa. Andavo con il filtro, sì. Stavo facendo quella cosa perché avevo avuto il coraggio di arrivarci fino in là. Ma quando stavo suonando si sentiva che io stavo ancora con la mente a casa e dicevo, ma ci vado o non ci vado, però intanto stavo suonando. Quindi là non succedeva niente. Quando è iniziato a succedere qualcosa? Quando io all'improvviso chiudo gli occhi, inizio a suonare per una ventina di minuti, non sto scherzando, io non apro gli occhi, ma era una cosa mia personale, cioè, no, io non me ne vado a casa finché io non riesco a trovare la mia quadra, come se stessi a casa mia nello studio a suonare tutti i giorni. Fare le cose tue. Deve essere un'ulteriore prova, non deve essere un concerto. Quindi praticamente faccio questa cosa, apro gli occhi, una folla intera di persone. Ok? Da quel momento lì io ripeto quel gesto, lo ripeto per tanti giorni consecutivi. Perché faccio questa cosa? Perché
Le storie che mi vengono raccontate e le storie che poi le persone che si avvicinano erano bellissime e mi davano una carica molto forte per iniziare a scrivere un mio spettacolo e iniziare a scrivere qualche altro brano. Era una sorta per me di ispirazione, no? Per fare questa cosa. E più della strada non c'è sta niente. Non vedevo ispirazione in niente se non nella strada. Che cosa succede? Che in quei giorni lì molte coppie mi chiesero, molti sposi maschi, ma le fai le serenate? Vuoi venire a cantare alla mia serenata? Io all'inizio non avevo mai fatto una serenata come spettacolo alle serenate. E dissi, sì, le faccio le serenate. Ok, mi fai vedere un video. Ok, un video, mo video della serenata, io non l'ho mai fatta questa serenata. Ok, comunque trovo un modo per potermi, diciamo, giocare questa cosa. Guarda, io faccio questo, mi invento questa cosa di raccontare la storia degli sposi attraverso le canzoni napoletane. Cioè io è una cosa che faccio ancora, farò ancora. In pratica attraverso i testi, attraverso i significati delle canzoni, attraverso le cose che mi dicono gli sposi, io racconto la loro storia. Bellissimo. È divertentissimo. Adesso voglio sposarmi solo per questa cosa. Sì, ti faccio un esempio, no? Quando si conoscono le prime chiacchierate, io mi immagino che in un momento di imbarazzo, sai, quando uno dice le cose che ti piacciono, le cose che non ti piacciono, allora io mi sono immaginato che entra in gioco Federico Salvatore che dice: mi piacciono i panini, specialmente la trip, faccio finta tutto. Insomma, diventa simpatico, ma poi in altri momenti anche molto romantico. E insomma, ci sono momenti in cui affronto. Quindi Sotto balcone, perché? Perché io ogni volta che vedevo questo sposo che facevo tutto bellillo, poi che arrivava, siamo pronti, ci sono tante volte invece storie in cui arrivavano nel momento in cui doveva affacciarsi la sposa e rimanevano proprio impietriti. C'era un ragazzo, non mi posso mai scordare, sto voglione venne vicino a me, ma era proprio scioltissimo 10 minuti prima. Ok. Allora la chiamiamo la sposa, comunque chi sta una sigaretta a mano, così. No. E non parla. Ma scusa, ma perché? Ma che è successo qualcosa? Io non ce la faccio. Ma come non ce la fai? Tu sei sposa e se ce la fai tu che ce la da fare? Vieni con me, non ti preoccupare, porti. Comunque, ma Roma, a me quel ragazzo mi fece morire dalle risate perché poi dopo 10 minuti dice: ma io sono timido, non mi voglio mettere. Dice: ma tu non ne fa niente, tu devi stare là con buche in mano, canti la canzone, tu devi metterci cuore, non ne fa niente. Perché? Perché lui comunque era tesissimo, era emozionato. Sotto balcone parla proprio della visione dello sposo quando sta sotto il balcone, perché le prime frasi che dice questa canzone è proprio: «Agge viaggiate con la fantasia», eppure non sono riuscita a immaginare quanta emozione sotto il balcone in questo momento potesse provare. Perché noi ci possiamo immaginare qualsiasi cosa, ma quando siamo sotto il balcone della nostra futura moglie, e là spogliamo, insomma, non è una cosa che possiamo... È una bellissima prospettiva. Cioè. E il ritornello dice proprio: «Mo scendi abbracciami come sai tu, più forte stregnami in mano», insomma, proprio perché là... Insomma, quello è un momento romantico in cui uno si lascia andare, perché poi alla fine della canzone lo sposo si è rilassato, insomma, è stato, poi ci ha fatto pure un regalo, insomma, cacciata con là, insomma, succedono cose molto molto belle e romantiche. Molto e questa canzone mi ha accompagnato perché all'interno del disco? Perché mi ha accompagnato per tutta l'estate, è stata parte della mia rinascita, perché questo spettacolo è piaciuto tantissimo. E molte coppie mi hanno proprio detto che questa canzone è diventata la loro colonna sonora, la colonna sonora della loro serenata. Cioè, perché giustamente le spose non conoscevano questa canzone, perché io non avendola pubblicata, ok? Io che potevo fare? La facevo ascoltare solo allo sposo. Ma a volte mi capitava pure che mi scordavo, per esempio, no? Sai che facevo? Prima dell'inizio della serenata, io vicino a orecchio lo sposo, dicevo: «Sposo, ti posso dire una cosa? Noi possiamo iniziare la canzone con la serenata con questa canzone?» Andavo vicino all'orecchio e gli posavo il cellulare e quando lui ascoltava le prime frasi della canzone: «A voglia, è bella, è bella!» Ma praticamente, capito? Gli piaceva questa cosa, a me mi ha fatto riflettere, ho detto: però è importante perché non è una cosa che può capitare sempre. Poi aggiunto al fatto che le spose mi hanno detto queste cose, questa canzone rappresenta proprio questo viaggio e per me deve stare all'interno del disco. C'è una storia dietro meravigliosa, veramente, cioè, mi sono appassionata, bellissimo il fatto che tu abbia suonato in strada con gli occhi chiusi. Quella è stata una bella sfida. Immagino come tu ti possa essere sentito. Cioè... Quella è stata, allora, nel momento in cui sei davanti alle persone, in strada, persone che non ti conoscono,
e là si vede se hai qualcosa da dire le persone lo percepiscono, se non hai niente da dire le persone lo percepiscono. Se sei in una posizione di tensione, una posizione di, diciamo, oppure al contrario, se sei troppo spavaldo, magari che vai là con l'intenzione di avere dei risultati, sfacciato, non succede niente. Grazie, mi dai anche l'assist verbale. L'assist. E non succede niente, non succede niente. Invece la cosa bella è che io da lì riuscii proprio a costruire uno spettacolo vero e proprio, perché le persone, ma fai sentinato, ma faccio sentire. Cioè succedeva proprio che me lo davano loro il gancio per riuscire a capire. Allora io riuscii proprio a fare questa mezz'ora di spettacolo, che poi facevo questa cosa bellissima, facevo finta di smontare, le persone se ne andavano, io ritornavo, iniziavo un'altra mezz'ora. Sì, perché volevo capire se quella cosa, diciamo, aveva avuto un risultato, aveva senso solo per quella serie di persone, oppure poteva avere senso anche per la replica successiva. Bellissimo. E una domenica feci 2 o 3 repliche. Tra l'altro buscai un sacco di soldi quel giorno, non so perché, tutta €1 e €2 sembravo, tipo quando ero a casa, certo, ma così chiudo fuori la chiesa, che non sapevano. Insomma, è molto divertente. No, è bello. Per me suonare in strada vuol dire veramente connettersi con il pubblico, sia in quanto artista che in quanto persona. Sì, persona. Ed è bello che ci sia quella parte umana, ma ci vuole, di mettersi in ascolto degli altri e non imporre per forza quello che vuoi dire tu, ma capire anche che cosa vogliono sentire, sì, di che cosa hanno bisogno gli altri. Assolutamente sì. Penso che comunque ci voglia un sacco di coraggio, cioè credo che comunque scendere senza filtri e mettersi a disposizione alla mercé di tutti, cosa? Più senza filtri di così, insomma. Tutti i payoff oggi, Vedi. abbiamo un sacco di payoff bellissimi. Vedi. Allora, ovviamente adesso andiamo poi a farci ancora di più i fatti tuoi e vai. Nel disco ci sono delle collaborazioni importanti. Sì. Raccontamele tu. Allora, nel disco ci sono, oltre ai ragazzi di Miniera che ho raccontato prima, c'è Yuri Salvatore, che nonché praticamente figlio di Federico Salvatore, che è un mio carissimo amico, tra l'altro è la persona più pura che conosco, è una persona bellissima, che recita da Dio, che fa un sacco di cose con la musica, scrive, recita, insomma è proprio figlio d'arte. Insomma, quando lo senti parlare, già solo, insomma, potrebbe anche raccontarti, non lo so, leggere il giornale e ti appassiona. E non potevo fare a me. Io l'ho conosciuto tramite TikTok qualche anno fa, ma poi siamo diventati proprio fratelli, siamo diventati amici, insomma io lo chiamo spesso perché voglio sapere che fa, che sta facendo, e tra l'altro sta facendo una cosa bellissima, un libro, insomma è uno che si dà sempre da fare e io non potevo non metterlo in questo album. Quando si tratta di recitazione la prima persona che penso, che ho pensato sì, è stato lui. Bellissimo. Poi c'è mia sorella, che tra l'altro non è una cantante, diciamo, nella vita di professione, ma si è prestata a fare questa cosa perché mia sorella, noi viviamo in simbiosi, cioè io con mia sorella vivo in simbiosi, siamo cresciuti insieme, abbiamo 2 anni di differenza, 2 anni e mezzo di differenza, ed era la voce più, veramente più giusta che io potessi usare per questo disco, per raccontare le cose che volevo dire. Tra l'altro è in Goppe e Nuvole, lei farà in una parte di In Goppe e Nuvole, insomma dice delle belle cose, mi piace proprio con la sua voce, mi piace proprio, cioè, la sento come l'estensione della mia. Bellissimo. Cioè, per me è come se fosse... Com'è stato creare musica con lei? Allora, in realtà è stato molto più semplice di quello che... Allora, mia sorella tipo torna alle 8 da lavoro, immaginati, entra nel mio studio, lo fa sempre, no? Per sapere che sto facendo, pure per salutarmi, così, io ci metto il cuffio in capo, Serena, canta sta cosa, canta, ma no, ma io tengo che fare... Serena, canta sta cosa, basta. Ci mette il testo davanti, cosa che non aveva ancora nemmeno completato. Appena si finisce il pezzo, io resto proprio, insomma, già innamorato e dico vabbè. Tra l'altro questa cosa era già successa anche con un'altra canzone pubblica, già pubblicata per sempre, una canzone che già è su YouTube, quindi non è la prima volta che appare, proprio perché, diciamo, ormai è diventata una parte di un'estensione della mia voce. Sì, dolcissimo, veramente mi stai facendo squagliare. E adesso infatti andiamo a un altro brano ancora, che sarebbe Grazie Vita. Ok. Prima di tutto io so dalla regia che c'è un aneddoto
con delle connessioni. Mi hanno detto, devi solo dire questi tre: Francia, psicologo e cavallo. Cosa è successo? Vabbè, posso, insomma, lo riassumo e non lo racconto perché, diciamo, questa è una storia molto personale, che io tengo molto per me, però ti dico solo che mi ritrovo in questo range di cavalli in libertà, a casa di questa psicologa, che praticamente mentre io suono Grazie Vita, io mi giro, lei è francese praticamente, Certo. io mi giro e lei piange. E dico in inglese, tu facessi sentire il mio inglese, però te lo risparmio. Praticamente dico, ma perché stai piangendo? Insomma, la canzone è in napoletano. E lei mi dice, guarda, non c'è bisogno di cantare, dice, in francese per capire Grazie Vita, diciamo, è un concetto universale, la musica è un linguaggio universale e tu oggi mi hai incantato. E ti dico che mentre suonavo la canzone c'avevo un cavallo che suonava con la testa sul pianoforte, perché devi sapere che i cavalli insomma, sentono la musica in maniera insomma molto molto profonda. La sentono? Sì, sì. Sentono. Sì, E sì. hai commosso sia lei che il cavallo? Non lo so se ho commosso il cavallo, perché, però sicuramente voleva essere protagonista, voleva entrare nel momento, quindi è stato molto molto interessante fare un'esperienza, diciamo, diversa, che insomma saluto anche mio cugino, perché è suo, mio cugino Angelo, insomma, che è stato... Ciao Angelo, è sempre è merito suo se mi ritrovo a fare delle esperienze bellissime come questa. Bellissimo. E, tra l'altro volevo organizzare un concerto in questo range e pensa che lei già mi ha raccontato che i cavalli una volta fece un concerto in cui assegnava ogni canzone a un cavallo, chiese ai musicisti di fare questo gioco, però ovviamente i cavalli non lo sanno. Pensa che ogni cavallo si avvicinava nel momento in cui, ogni cavallo interessato si avvicinava nel momento in cui c'era la canzone. Capito? C'erano, pensa, 2 cavalli innamorati, ok? Che loro mi dissero, lei in particolare, si avvicinano nel momento in cui c'è una canzone, si avvicinano proprio con il muso. No! Nel momento in cui c'è questa canzone, cioè i cavalli sono messaggeri che ci portano dei messaggi anche che vengono diciamo da vecchie generazioni, che vanno molto dietro nel tempo. Sì. E vabbè, ti devi andare se ti vai a documentare su questa cosa, hanno a che fare, insomma, i nativi americani hanno un rapporto molto intenso con la figura del cavallo in generale, e da lì è nata questa cosa, insomma, di voglio organizzare un concerto, quindi sicuramente lo farò quest'estate, perché già mi fa impazzire solo l'idea di andare di fare un concerto in mezzo alla natura più totale. È una novità, è bellissima. Ed è una cosa bella. Poi in mezzo a tutti i francesi, già capisci sta canzone napoletana, insomma, loro la riescono a percepire come percepire, sì, che emozione può. Bellissimo, dare. Innovativissimo, cioè è un'idea per me fuori dal comune, ti dico la verità, cioè complimenti. Allora, poi passiamo adesso invece a un momento un po' più intimo, ancora di più. Però ti giuro è l'ultima. La vita ma già so che cosa vuoi dire. Già sai tutto. Sì, è l'outro del disco. L'outro del disco è Sta vita dura un attimo. Praticamente questa è una traccia molto breve che io scrivo in realtà molto tempo fa e che però purtroppo ha avuto senso nel momento in cui ho perso questo mio carissimo amico, che praticamente lui fa proprio di cognome Luce, lui si chiama Mario Luce, si chiamava, ed è proprio è stata la luce che mi ha permesso anche di realizzare questo album, e purtroppo devo dire che mi ha fatto approfondire questo concetto che la vita dura un attimo e che i rapporti non vanno mai trascurati, anche se stiamo prendendo un caffè al bar e c'è una persona, insomma, con la quale scambiamo una chiacchiera, deve essere importante quanto una mamma, deve essere importante quanto un amico, insomma dobbiamo dedicare del tempo alle persone, perché può darsi che dall'altra parte loro ne hanno bisogno e non dobbiamo dare mai niente per scontato. Bellissimo, cioè non dare mai per scontato tutto, la qualità del tempo che si investe. Ultima domanda, cosa diresti a qualcuno che ti ascolta per la prima volta? Allora, semplicemente non andrei a dire chissà quanto, perché credo che le canzoni che sono contenute all'interno dell'album in particolare non hanno questa voglia di farsi, insomma, di buttarsi avanti. Credo che siano le persone
ad essere attratte dalle canzoni nel momento in cui si possono sentire rispecchiate. In generale io proprio come persona sono così, non cerco mai, cioè, è raro che io ti parlo delle mie cose nel momento in cui tu non me le chiedi oppure non c'è un reale interesse, una spinta. Esatto, sì. Non mi piace fare questo, però ovviamente quando poi le persone vengono e mi dicono che hanno ascoltato la mia musica, si sono emozionati o si sono fatti un tatuaggio, c'è stata una volta, insomma, qualcuno ha detto, insomma, queste sono cose che ti riempiono il cuore di gioia. Ti fanno ricreare. Però ti dico la verità, io mi voglio con la musica, perché molto spesso in passato ho fatto questo errore e non lo voglio rifare, quello di non pretendere proprio assolutamente niente. Io mi voglio divertire, mi sto divertendo proprio a fare musica, proprio a mettermi nella sala dei bottoni, nello studio e stare lì a raccontare quello che voglio raccontare. Poi tutto quello che succede è tutto in più. È un problema del Munace di dopo, non è un problema. Assolutamente sì. Quindi chi mi ascolta, insomma, se sarà attratto dalle canzoni... E si godesse il viaggio, Si godesse il viaggio, insomma. Bellissimo, allora Munace, noi ti ringraziamo per questa bellissima intervista. Grazie a te, grazie a voi di più per avermi invitato. Insomma. E tanto ci rivediamo. Ci rivediamo sicuramente, tanto sulle sue case. Non è poco facile. Saluta le telecamere. Ciao a tutti. Buona, bellissima intervista, bellissima. Bello, mamma mia, dip. Mi hai fatto sulla sana.